Scatman's World. Bene ragazzi, tutti nel comandone veneziano. Fioi, siamo a Baku. Allora Fioi, anche oggi, incredibile, non ci lascia in pace il tempo. Perturbazione da un pallido sole per poi passare al nuvoloso e poi vai di pioggerellina. Questa strategia tengo questa e siamo 12esimi in griglia. Sarà molto molto dura, ma il Cume dopo la rimonta in Canada vuole stupire ancora. Andiamo ragazzi, Gran Premio dell'Azerbaijan. Siamo 13esimi, scusate. Vai. Mi sono perso una posizione. Il Cume scatta abbastanza bene. Deve buttarsi all'interno per forza se vuole recuperare posizioni. È un rischio. Eccola là. Eccola là. Subito la tamponata della vita. Il Cume si butta. È un pazzo. Madonna, cosa ha fatto? Cosa ha fatto il De Cresi, signori? Cosa ha fatto il De Cresi? Ripara danno? No, speriamo di non avere problemi. Solo con la safety car me la faccio riparare. Saranno adesso 26 giri d'angoscia, ragazzi. 26 giri pesanti, 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 raga. Ma siamo quinti, ho fatto un sorpasso devastante. Purtroppo con Perez invece è stato un incidentino, ma... Mamma mia che rischio, niente, qua ho paura che non la finirò sta gara, Ho questa sensation. Ah, vuole cambiarmela così, ma perché ora l'alettone è rotto, ma... Mamma mia. Devo sperare nella safety car. Nella safety car. Adesso vediamo come prendo in pieno le curve. Non benissimo. Non benissimo. No good, no good. Va bene, dai, calma, 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 calma. Adesso abbiamo una macchina veloce, abbiamo anche fatto l'aggiornamento, adesso abbiamo veramente una gran macchina, Lei è una gran McLaren e lo sta rallentando qua la Red Bull, e godo, e godo. Qua non posso farle in pieno però. Non posso farle in pieno, vabbè. È un pieno un po' curioso. Mamma mia, ora che me lo sta rallentando, che culo. Mamma mia, cosa rischia il Cume? Mamma mia, il De Cresi. Inchioda stronzo. Mamma mia che sorpasso. Terzo posto cumendiano. Non so come. Non stiamo andando male però. Forse avevo guadagnato un po' di velocità. Comunque adesso con l'aggiornamento che ho fatto al motore ancora. Che spocciami. No. Mamma mia. Ora si gode sì. Ora si gode sì. Devo stare calmo. No! Vedi, vedi, vedi. Non la tengo, non la tengo. In certe curve non la tengo. In certe curve non la tengo. Però non stiamo andando male, non stiamo andando male. Mamma mia. Ma non penso di finirla, ragazzi. Cioè, nel senso, mi sto cagando tosso. Nessun ritiro per il momento. Però adesso forse che non sia una cosa anche psicologica, che magari in realtà la macchina tiene. Perché adesso vedo che comunque l'ho presa in pieno quella. Buono, madonna, bene, bene, bene. Adesso devo togliere la miscela grassa però. Ecco, vediamo questa. No, niente, non posso. Non posso proprio. Però che spero stiamo guadagnando. Bene, bene, bene. Giro record di Hamilton. Giro record di veneziano. Signori, che come. Con miscela grassa va bene, proviamo a toglierla adesso. Ho fatto il giro record, non ho guadagnato 0,28, cazzo. Merda. Però mi sto allenando bene, cazzo, le prendo bene adesso le curve,
Guarda là che bagar. Raikkonen c'è, vedi, bagarotto dietro. Vedi, questa la sbaglio continuamente però, C'è il bagarotto dietro, c'è il bagarotto. Rosberg ha perso la posizione, Fioi. Molto bene, molto bene, molto bene. Ho sbagliato. Problemi all'ala per Raikkonen. Siamo in zona podio in questo momento. Mamma mia. Mamma mia. Però no, c'è qualche problema alla lettone, c'è. Mi danno la possibilità di cambiare strategia. Io l'accetto perché voglio provare le medie per andare lungo e poi in caso... Perché la pioggia arriva tra un 20 minuti. Vediamo che soluzione è. 20 minuti, facciamo due conti, siamo al settimo giro. Un giro e 48 e un giro. Sto pensando se conviene. Ho paura di no però. Ho paura di no sinceramente. Comunque per poco Raikkonen, siamo in difficoltà adesso ragazzi, Siamo in grossa difficoltà. Oh! Dove cazzo è? Ormai è arrivato Raikkonen. Perché sono secondo? Ah, andate ai box Hamilton. No cazzo, aspetta per guardare la mappa, scusate. Che sono secondo. È già i box Gigi. Non me ne sono proprio accorto ragazzi. Bene, questa è una cosa molto bella. Sono nervosissimo, faccio fatica a commentare perché veramente ho i muretti a 1 millimetro. No, a sto punto tengo le soft, ho fatto due conti, non mi conviene. Praticamente la pioggia la becchiamo. Poi la finestra quando ce l'ho. Dal sesto all'11°. Mamma mia. Non ce la faccio a tenerlo neanche se vuoi. Mamma mia. E me la riprendo. Ottimo. Che dura che Asefio adesso però. Non posso riparare il danno, non posso rischiare, perdo troppo per 15 secondi ragazzi. Non li recupero più. No! Che sboccio, grandissimo sorpasso di Kimi Raikkonen. Mi ha proprio sverniciato. Ne avrà sto punto, dai. Ripara danno, sì. Vedo che quando le gomme consumate faccio ancora più fatica con la lettone così. La rischio e poi devo fare il rimontone però. Poi devo andare di rimontone. Sarà durissima ragazzi. Sono più tranquillo con la lettone a posto. Se poi piove anche, oltretutto, con la pioggia ancora meno tenuta. La Dio Cristo. Non ci credo. Foratura per il Cume. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Gara compromessa.
Passate se volete. Incredibile. Incredibile. Non ho parole, ragazzi. Finisce qua la gara del Kuma. Mamma mia ragazzi, che momento difficile per Veneziano. Safety car in pista! Safety car in pista! C'è ancora una minima speranza. Aia. Mamma mia. C'è ancora una leggera speranza. C'è ancora una leggera speranza, ragazzi. Ci devo raggiungere la safety car però, coglioni. Dai, cazzo. Ho ancora una chance per rientrare. Non ci credo! La sua gomma è esplosa! Gomma esplosa per Gigi Hamilton, anche lui. Incredibile, questo ha portato la safety car. Michela Magrotta. No, merda. No, posso, sì, posso. Hamilton quello. Buono. Qualcuno da dei box. Ok, là c'è tutto il serpentone, perfetto. Ok. E adesso è tutto da rifare per tutti. Madonna, che bello, che gioco, cazzo. No, scusate. Scusate. Sì, lo so, sta buono. Ok, le chiariamo tutti, perfetto. Hamilton, grazie Hamilton che ti sei rotta la ruota. Sono ancora in corsa per qualcosa. Meno male. Dai Nasr, muoviti, mamma mia. Puntano alle medie, errore chi ha le medie, errore perché poi ci sarà la pioggia, quindi probabilmente forse si passerà alle intermedie, speriamo. E sta cominciando a piovere in maniera un po'... sta cominciando a piovere ragazzi, sta iniziando a piovere. Però non posso andare a sto giro qua, ancora troppo presto. O vado adesso. Però non ci sono ancora le condizioni. Rischio di distruggere le gomme. No, non posso andare adesso. No. Mamma mia. Dammi la verde. Yes. Mamma mia, mi sto cagando addosso.
Aggressivo su Verstappen, ma ce la prendiamo. Vai Comendino, vai Comendino, vai Comendino. 14esimo sul ritiro, ma Hamilton ha distrutto la ruota, il piccolo Gigi. Comincia a piovere bene però, No, che pazzo che è il culo a tentare un sorpasso qua. Devo andare prima degli altri, devo rischiarla, Fiori. Mamma mia, sontuoso. Sontuoso. È tutto così sontuoso, ragazzi. Sofferenza devastante, sofferenza devastante. Vai box. La rischio, Fiori, la rischio di andare prima. Per non avere il traffico dopo, dai. Fuori, esci ora. Bravo Kuma. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. E adesso valutiamo. Piove però. Non mi possono dire che non piove, io la scelta l'ho fatta. Non serve a niente la grassa. Anzi, teniamola adesso perché ancora siamo bagnato, non troppo bagnato. Qualcuno ai box, qualcuno ai box. Bandiere gialle. I commissari hanno dato l'ok per il DRS. Mamma mia. Che casino, ragazzi, che casino. Ci sono tanti... Mamma mia, quanto piove, quanto piove. Nessun ritiro è pazzesco, ma tanti con problemi. Solo che non ce l'ho fatta a fare... Sono andato anche andare presto, ma... mamma mia! Sorpasso epico. Certo che è pazzesco, sono 3-4 gare che arriva sempre la pioggia. E con la pioggia il Kuma è quel qualcosa in più. Speriamo. Speriamo, ragazzi. Qua vabbè, non metto il taglio per fortuna. Ho rischiato perché già so che al prossimo taglio c'è il ritiro. C'è il squalifici, vabbè, ciao. I 3 secondi di penalità. Mamma mia, Ericsson va lentissimo, lentissimo con la pioggia. Devo superarlo subito. Pazzesco. 20 minuti, quindi ormai finiamo, forse, chissà, sì, teoricamente finiamo. Devo superarlo. Grandissimo sorpasso. Tutti con le intermedie sono, però il Kuma con la pioggia. Guarda Hamilton, mamma mia che gara adesso. Mamma mia che gara. No, Gigi è super soft, problemi per Gigi. Ha sbagliato tutto Gigi. Ha sbagliato tutto Gigi. Gigi valentissimo, Gigi valentissimo. Mamma mia che sta succedendo di tutto. Sta succedendo di tutto, signori davanti, incidente mostruoso. Mamma mia. Perez fuori, siamo noni. Incidente, che è successo? Attenzione, una Manor. Arianto fuori. Arianto fuori in un punto forse non brutto, ma è fuori. Sta succedendo il finimondo, signori, il finimondo. Non si capisce più un cazzo. Miscela standard. Questa è la mia curva dove posso superare.
Very good, very good. Solo che i soliti sono lontani però. Che gara. No! Si dipende dalla posizione, porca troia. Alcune informazioni su Ericsson. È di nuovo veloce, quindi immagino che il problema sia stato risolto. Il distacco Vai, prima è 13,5 secondi. ok, siamo settimi, 7 place, 7 place. E c'è Bottas, c'è Valtteri vicino. C'è il porco di Valtteri. Mamma mia che gara, mamma mia, la de gar proprio, la de gar in inglese di una purezza quasi disarmante. La più bella gara a mio parere della carriera, con Perez che per poco andavamo fuori anche noi perché... Mamma mia, non ci annoiamo sto gioco, mamma mia che gioco, mamma mia che gioco. Ci prova il cume. No, impossibile. Mamma mia, la lotta con Valtteri. Mamma che lotta con Valtteri. Mamma che lotta. Non ne posso proprio. Possiamo superare Valtteri. No, non mi chiudere Valtteri, non mi chiudere. Miscela grassa, ci proviamo. E superato anche Valtteri, sesto posto, che rimonta ancora. E adesso devo ottenere il sesto posto perché Rosberg mi sembra lontano. Vediamo, staremo a vedere. Speriamo nel bagarotto. Speriamo nella bagarre. Entro 15 minuti la pioggia leggera diventerà un acquazzone. Acquazzone tra 15 minuti, ma... Non lo so, ma sta succedendo il finimondo, l'ennesimo finimondo. Mamma mia che gara, sono fiori. Comincia a essere faticoso registrare Formula 1, bellissimo ma faticosissimo. Mamma mia, sto cagando addosso e non lo prendo Rosberg. Mamma mia ragazzi. Ragazzi, ultimo giro, siamo settimi, purtroppo Vettel ci ha superato. Vettel ha un passo troppo superiore con la pioggia, così proprio non c'è stata possibilità di difesa. Devo difendermi da Verlaine, porca puttana. La Manor comunque ha fatto dei passi importanti, complimenti alla Manor. Mamma mia, è durissima, è durissima. Teniamo duro, il settimo posto sarebbe fondamentale. Eravamo ultimi, lo ricordo, dopo i problemi che ho avuto in partenza, dopo rotto forato, tutto di tutto. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Dai cazzo, non possiamo perdere la settima piazza. Piano, bravo Kuma. Complimenti a Vettel che arriva sesto. Maledetto Vettel.
Vince ancora Nicolino Rosberg. Incredibile, Rosberg era quinto. È riuscito a recuperare in 4 giri. Vuole vincere il secondo mondiale. Per noi però un settimo posto importantissimo. Buono, raga. Oddio, facciamo presto, facciamo presto, facciamo presto, facciamo presto. Oh. Ok. Sì, è andata bene, dai. Il Come saluta tutti e bacia le puttanelle allo stadio. Ci del podio Rosberg, Massa e Kimi Raikkonen. Complimenti a voi. Buon Come. Nel mondiale siamo ancora terzi a 77 punti. Veramente un campionato perfetto per questo momento. E secondi nella costruttori. Signori, una grande McLaren. Un saluto dal commendatore veneziano. La più bella gara, a mio avviso, della carriera. Ciao!